contro versus autosufficienza. Messina. Confronto è fondamentale, ma senza perdere tempo. Io credo che i diritti dei lavoratori oggi debbano essere tutelati, ma messi insieme ai diritti dei datori di lavoro. Per la prima volta non sono controparte, ma devono camminare insieme in un momento di grande crisi. Gli interventi vanno fatti in questa direzione e poi dicevamo più Europa. Il problema non è più Europa o meno Europa, ma cosa andiamo a fare noi in Europa. Ecco, l'Italia fino ad oggi è stata in Europa non autorevolmente, siamo stati assoggettati alla politica della Merkel, dalla quale ci vogliamo discostare. L'obiettivo è andare in Europa per farci rispettare, e per farti rispettare, per far rispettare le aziende, devi abbassare le tasse per le piccole e medie imprese e soprattutto devi bloccare lo strapotere delle banche. Le banche devono avere un limite, è il tasso soglia di usura europea che noi proponiamo, per fare in modo che in Italia, come in Germania o in Inghilterra, vengano finanziate le imprese al 2%, visto che il costo del denaro è lo 0,25%, perché non è possibile mettere in moto il Paese. Puoi litigare, sindacato, datore di lavoro, e il tema è che se c'è una pressione fiscale enorme e le banche non ti danno i soldi perché te li danno al 10-12 quando negli altri paesi ti danno al 2%, è chiaro che puoi fare quello che vuoi, puoi concertare tutto ciò che vuoi, ma alla fine l'economia non la metti in moto. Noi vogliamo puntare a dei provvedimenti veri, che sono quelli che interessano la gente, e la gente non ce la fa più. Pensiamo, io ho un'analisi che va fatta, noi stiamo discutendo sui sondaggi chi prende più voti, c'è il 60% degli italiani che ancora oggi dichiara non di essere indecisa, ma di non volere andare a votare, cioè non si sente rappresentata da nessuno. Questa è una crisi vera della democrazia. Allora credo che dovremmo essere seri, confrontarci con chi non si sente rappresentato e dire c'è ancora una speranza, ma dobbiamo dare segnali concreti.